Questo servizio è offerto da FDL Studio, siti internet per la tua azienda. Si è svolto al Teatro Bellini di Montagnana l'incontro di Credi Veneto con i soci del territorio. La serata è stata l'occasione per presentare il bilancio sociale dell'Istituto di Credito e per illustrare la sua situazione economica che risulta in linea con i risultati attesi in questa difficilissima congiuntura economica. Dottor Belluzzo, oggi ci ha illustrato il bilancio sociale di Credi Veneto. Qual è l'importanza? In questo volume sono elencate tutte le attività che facciamo a favore e a sostegno del territorio ed è fatto perché i soci abbiano consapevolezza dell'attività che la banca svolge per il territorio, che credo che sia una cosa assolutamente importante. La strategia di fondo della banca è sempre quella che da oltre 100 anni contraddistingue il credito cooperativo, ovvero sviluppare la mutualità nel territorio di competenza, stimolandone le sue peculiarità economiche, sociali e culturali, mantenendo sempre alti standard qualitativi. Non a caso, oltre il 95% dei crediti erogati sono stati impiegati nell'area di competenza dell'istituto e questo dato, nell'era della globalizzazione, fa riflettere. Credi Veneto è partita dal Montagnanese e oggi, dopo varie fusioni, ha quasi 9.000 soci, 32.000 clienti, 30 sportelli e oltre 200 dipendenti, attivi su un territorio di competenza che si estende su 4 province tra Veneto e Lombardia. Dottor Faliva, cos'è Credi Veneto oggi? Credi Veneto è intanto una realtà interessante del credito cooperativo, una realtà oltre che interessante e particolare perché svolge la propria attività in un territorio molto ampio che va in 4 province, che va dal Mantovano al Veronese, al Vicentino e al Padovano. Credi Veneto è nata nel Montagnanese. Cos'è il Montagnanese per Credi Veneto? Il Montagnanese è il luogo dove è nata, diciamo, è vegetata la prima realtà che ha costituito Credi Veneto ed è rimasto il territorio elettivo di Credi Veneto nel quale la banca vuole comunque tenere le radici e continuare a sostenere in tutte le maniere. L'incontro è stata anche l'occasione per discutere insieme sulla situazione economica della nostra zona e sulle prospettive per il prossimo anno. Qual è la situazione economica nel nostro territorio dopo questo biennio disastroso che abbiamo passato? La situazione economica è in linea con la situazione economica nazionale, vorrei dire europea senz'altro, ma direi anche mondiale. Certi settori sono stati colpiti ancora prima del 2008. Nel 2008 indubbiamente è cominciata questa crisi che ha colpito soprattutto le attività del nostro territorio, che sono quelle del legno, ed ha creato una situazione veramente molto difficile. Stiamo vivendo una crisi di sistema perché ovviamente le burocrazie eccetera non sono certamente contenute in questi ultimi anni, ma viviamo anche una crisi di domanda perché effettivamente il potere di acquisto di tutti si è ridotto e anche a chi non si è ridotto chiaramente è lì il surplus che aspetta la soluzione di questa crisi. Tutte le attività e le opportunità fornite da Credi Veneto le potete seguire sul sito www.crediveneto.it e sul periodico Credi News.